Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Giallo sulla morte di un ventenne a Rione Giostra di Messina, omicidio o sparo accidentale, non si esclude nessuna ipotesi. 2 giugno, celebrazione e manifestazioni in tutta la Sicilia per la festa della Repubblica. Mattarella, contributo prezioso alla causa della pace. Flop isola pedonale a Mondello, primi bagni tra traffico e caos, la replica dell'amministrazione non era prevista ora, a Siracusa intanto è boom di turisti. Oggi la giornata dello sport, dal tamburello al rugby, tante le discipline da provare al lungomare di Catania, tra le novità lo shuttlecock. Emergenza idrica, dopo le proteste ad Agrigento si chiede di limitare il razionamento dell'acqua in attesa che parta la procedura per riattivare il dissalatore, tutta in salita. Dall'Unione Europea in arrivo fondi per la siccità. Dialetto e musica per far riscoprire ai giovani il siciliano. I Bella Morea portano nei teatri in giro per il mondo le sonorità e le tradizioni dell'isola. Calcio, sono i giorni delle scelte più importanti per le squadre siciliane, non sbagliare adesso è importante per garantirsi un futuro. A Messina è giallo sulla morte di un giovane avvenuta ieri sera nel rione di Giostra. Il ragazzo è stato colpito al collo da un colpo di arma da fuoco, al momento non si esclude nessuna ipotesi. Francesco Triolo. Un omicidio o un tragico gioco finito male con un colpo partito per sbaglio. Sarebbero queste le piste su cui starebbero lavorando gli agenti della squadra mobile di Messina per ricostruire la morte di Michele Lanfranchi, 20 anni a luglio, avvenuta ieri sera a Messina. Lo hanno trovato intorno alle 22 per terra in una pozza di sangue in via Michelangelo Rizzo, quartiere di Giostra. Il giovane presentava una ferita d'arma da fuoco al collo, ma la pistola è stata ritrovata proprio accanto al corpo. L'ipotesi preponderante al momento è quella dell'omicidio maturato non in ambienti criminali, ma le indagini della polizia si stanno rivolgendo in tutte le direzioni. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il ragazzo si trovava nell'appartamento di un amico, un coetaneo. Lì, maneggiando la pistola, all'improvviso sarebbe partito il colpo che lo ha raggiunto al collo. L'amico, nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza, lo avrebbe trascinato sul marciapiede e avrebbe cercato di rianimarlo inutilmente, perché appena arrivata l'ambulanza i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Tutti i testimoni, compresi la compagna dell'amico ed i genitori, sono stati sentiti dagli uomini della mobile durante la notte. Tutti sono stati sottoposti al test dello STUB, il guanto di paraffina che serve per scoprire se una persona ha sparato da poco. E oggi, 2 giugno, manifestazioni in tutta la Sicilia per la festa della Repubblica. Nel suo messaggio il Capo dello Stato Mattarella ha ricordato che il nostro contributo è prezioso alla causa della pace. Luca Ciliberti. Manifestazioni ed eventi in tutte le città siciliane per celebrare il 2 giugno. A Palermo, in piazza Vittorio Veneto, è stata deposta una corona d'alloro al monumento ai caduti. Le celebrazioni per il 78° anniversario della proclamazione della Repubblica si sono svolte davanti alle delegazioni dei corpi militari, presenti fra gli altri il sindaco Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani. E certamente riconfermare i valori europei di cui la guerra fu negazione è altrettanto importante. Nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che il contributo del Paese e in esso delle Forze Armate alla causa della pace e della stabilità internazionale è più che mai prezioso nell'odierna situazione caratterizzata da devastazioni e aggressioni alle popolazioni civili in Europa e in Medio Oriente. La regione siciliana è stata presente alla tradizionale sfilata delle Forze Armate ai Fori Imperiali a Roma con una rappresentanza del suo corpo forestale e il gonfalone. A Catania numerose iniziative organizzate dal prefetto Maria Carmela Librizzi. Stamattina alle 9 gli onori ai caduti per la patria con la deposizione della corona d'alloro presso il vestibolo del Sacrario Militare nella chiesa di San Nicolò all'Arena. Successivamente in piazza Università la cerimonia dell'alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari con la presenza di numerosi studenti degli istituti scolastici di Catania e della provincia. È importante perché è la festa di tutti, quindi il coinvolgimento di tutte le componenti della società civile è significativo.
vivo e soprattutto, come vedremo in piazza, anche dei ragazzi. Ma le cerimonie a Catania hanno preso il via ieri sera a Piazza Teatro Massimo con la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana e con il Concerto per la Repubblica eseguito dall'orchestra e dal coro del Teatro Bellini. Per l'occasione il Palazzo del Governo, il Palazzo degli Elefanti, l'Università e il Teatro Massimo sono stati illuminati con il tricolore. E in tanti hanno approfittato di questa domenica di festa per un primo tuffo di stagione. A Mondello però la sorpresa è che è slittata tra le polemiche l'isola pedonale. Marco Gullà. Da un lato ci sono residenti e turisti che attendevano l'isola pedonale per avere maggiore libertà di movimento, dall'altra c'è invece il comune che dice non c'è sul rinvio della chiusura al traffico, non si predispongono i servizi nel fine settimana del 2 giugno. Botte e risposta e il risultato è quello che vedete con auto incolonnate alla ricerca di un parcheggio. Non ci sono i New Jersey, non c'erano i vigili urbani a presidiare i varchi, non c'erano cartelli stradali perché nessuno si è mosso per la partenza della stagione. E anche noi da oltre 20 minuti siamo alla ricerca disperata di un parcheggio. Mondello oggi è off limits per tanti palermitani. Una partenza di stagione quindi con il freno a mano tirato, anche se come vedete la spiaggia è già piena di turisti e bagnanti. Per Mondello si prospetta una stagione da record, tante già le prenotazioni con alberghi e B&B sold out. E tante nuvole in altre parti della Sicilia che però non mitigano il caldo. Siamo stati a Ortigia, a Siracusa, ma i boom di turisti un po' ovunque. Francesco Alloi. Il nostro tour è Siracusa, Ortigia, visitare tutto ciò che c'è di caratteristico, i musei. Il parcheggio è pieno di pullman, segno che i turisti sono tantissimi. È il 2 giugno in Sicilia, qui siamo a Siracusa, contando a questo gruppo di turisti. Allora, sto raccontando la leggenda di Aretusa e di Alfeo, il mito fondatore dell'isola di Ortigia. Lei ha l'ombrello aperto per il sole che fa va e vieni o per la pioggia che ogni tanto arriva? Dei raggi UVB comunque, quindi fondamentalmente lo uso per il sole, ma oggi è andata bene perché pioveva pure. L'unico grande assente è il sole. In questo giorno di festa, infatti, a prevalere sono le nuvole. Il caldo, però, ha risposto presente. C'è caldo infernale, quindi adesso più o meno la temperatura è abbastanza bella, poi la città è bellissima. 2 giugno in casa, da dove arrivate? Da Palermo. E festeggiamo oggi il nostro 40° anno di matrimonio. E così, tra i vicoli di Ortigia c'è chi fa una breve sosta e gusta un buon gelato. Qual è il gusto che più le chiedono? Sul gelato è il pistacchio, a seguire c'è la nocciola, a seguire ancora c'è la ricotta. Qui, come nel resto dell'isola, in centro si sentono lingue e accenti diversi. Da Palermo a Catania, da Taormina ad Agrigento, tanti gli stranieri che hanno prenotato un biglietto per la Sicilia, una regione che anche quest'anno sembra confermarsi tra le mete più amate. Per averne la certezza, però, è ancora presto. E sempre a Siracusa, ieri sera alcuni topolini hanno rubato la scena agli attori dell'Aiace di Sofocle al Teatro Greco. Sul finale dalla platea si sono sentite urla di panico, mentre diversi spettatori si sono alzati in piedi. Motivo: l'apparizione tra il pubblico di un paio di topi. Anche gli attori si sono fermati per capire cosa stesse accadendo, poi allontanati i roditori la recita è ripresa. Oggi è la giornata nazionale dello sport, celebrata anche a Catania con l'ultimo appuntamento del Lungomare Fest, un'occasione per provare e sperimentare varie discipline sportive, anche quelle meno note, con Marco Calli. Lo sport protagonista del Lungomare Fest a Catania con i suoi colori e le sue tante discipline da provare, da sperimentare, per i giovani e non solo. Tante note, altre meno, come lo shuttlecock, un volano con i piedi. Allora, io irrompo nel campo perché voglio capire, ma è un'evoluzione del badminton o il contrario? Allora, si tratta, in realtà lo shuttlecock, in italiano calciovolano, è uno sport che ha origini in Cina da più di 2000 anni. Anche al CONI si cimentano, questa volta protagonista il tamburello. Cerco di dimostrare che non sono presidente del CONI per caso e quindi provo tutte le discipline che ci sono, anche con un po' di affanno in più rispetto a qualche anno. Giornata nazionale dello sport, stiamo partecipando come in tutta Italia
con le società sportive che sono presenti per dimostrare le proprie discipline sportive. Lo sport è crescita psicofisica e rispetto delle regole e socialità. Questi sono i valori fondanti di una società che cresce bene. Lo sport dunque come supporto in tutti i sensi, nel fisico, nella mente e nel rapporto con la società. Noi ci coordiniamo anche con la Polizia di Stato e le Fiamme Oro con un progetto che si chiama Rugby e Legalità che ci aiuta a far vedere i valori della polizia e del rugby nelle varie scuole. Tutto bellissimo, ma l'attenzione resta lì, sulle scarpe trasformate in racchette dello shuttlecock. E sono ovviamente appiattite con una forma un po' simile a una racchetta, quindi un po' più grandi, un po' più piatte, che cercano di ovviamente ottimizzare la superficie di impatto del volano. Allora, buon divertimento. Grazie mille. E apriamo adesso il capitolo della crisi idrica ad Agrigento. Dopo la partecipata protesta dei cittadini si cercano rimedi per sopperire alla mancanza d'acqua. Sentiamo Davide Sardo. Ad Agrigento, il giorno dopo la partecipata manifestazione popolare contro il perdurare della grave crisi idrica, è ancora più caldo e afoso. Tanti sono al mare, le prospettive meteo non inducono alcun segnale di ottimismo, anzi tutt'altro, lo spettro dell'aggravarsi delle attuali condizioni di siccità è dietro l'angolo. L'unico rimedio possibile non è affatto a breve termine, si tratterebbe di rendere nuovamente funzionante il dissalatore di Porto Empedocle. Servono perizie, progetti, ricerca di fondi ed esecuzione opere. Impossibile solo ipotizzare l'avvio della procedura. E allora l'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, si limita a riparare qualche falla nella rete idrica, per la quale si sono appena persi 44 milioni di euro per la ricostruzione integrale. E si pressa affinché Sicilia Acque attenui i piani di razionamento a favore della provincia di Agrigento e che la cabina di regia alla Regione attui il piano di sfruttamento dei pozzi esistenti e di attivazione di nuove sorgenti. Sto cercando di fare di tutto, compresa la requisizione di pozzi. Anche capita di riceverne da qualcuno che il pozzo, mi è capitato proprio di recente, te lo dà spontaneamente scrivendo alla prefettura e noi subito l'abbiamo messo a servizio dell'AICA. La possibilità anche di trovare fonti d'acqua dove non ce lo aspettiamo, dove non lo pensiamo normalmente. Ad esempio io ho scritto a tutte le autorità regionali per valutare l'ipotesi di rendere autonoma la zona industriale, visto che lì c'è tutta l'acqua prodotta dai reflui che non è potabile ma può essere usata per gli usi industriali, liberando l'acqua del Voltano che invece potrebbe affluire ad Agrigento e alle città vicine. Nel frattempo gli agrigentini soffriranno ancora la sete nonostante la manifestazione popolare. Intanto a Palermo continua il presidio degli agricoltori, mentre l'Europa apre uno spiraglio. Maglio Viola. Via libera all'uso dei fondi comunitari per gli aiuti agli agricoltori colpiti dalla crisi. Arriva da Bruxelles una decisione importante che spazza via i dubbi di tanti e mette a disposizione i fondi europei destinati ad altre attività agricole per fronteggiare l'emergenza. La Comunità Europea ha deciso di avviare le procedure definite cause di forza maggiore. In pratica non sarà necessario giustificare caso per caso il contributo o l'aiuto fornito agli agricoltori e non ci saranno procedure di infrazione per aiuti di Stato nelle aree colpite dalla crisi idrica. I Paesi membri possono stabilire che per gli agricoltori di tutta l'area colpita debba applicarsi la clausola di forza maggiore, consentendo a chi non può soddisfare tutti i requisiti europei richiesti di non vedersi imporre sanzioni e di non perdere i fondi UE. Lo chiarisce proprio la Commissione Europea in una comunicazione per la semplificazione degli interventi di crisi della politica agricola di coesione, PAC, varato per rispondere alle proteste dei trattori, ma che sarà utilizzabile in tutta l'area di crisi agricola siciliana. Intanto prosegue il presidio sotto Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della regione siciliana, degli agricoltori di Coldiretti, che non lasceranno le tende che hanno allestito fino a quando non vedranno realizzarsi le azioni promesse di contrasto alla crisi con l'arrivo dei fondi e gli interventi già sul territorio. Per parte sua la regione ribadisce che la crisi idrica e quella agricola sono le priorità delle azioni del governo Schifani insieme alla crisi zootecnica, che l'attenzione è massima ai soldi già stanziati. Nuovi roghi di rifiuti nella notte allo Zen di Palermo, decine gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi appiccati nei cassonetti stracolmi di spazzatura. Nel quartiere la raccolta prosegue infatti a singhiozzo e i residenti accendono i fuochi per eliminare i cumuli di immondizia che con il caldo provocano ondate maleodoranti e la proliferazione di scarafaggi. Ad Agrigento un parco realizzato nel luogo dell'agguato ricorda il magistrato Rosario Livatino, ucciso nel 90 dalla STID, e tutte le vittime di mafia.
Dopo un anno e mezzo dalla concessione dell'area da parte di ANAS Sicilia è stato inaugurato ad Agrigento il Parco Rosario Livatino, destinato a rievocare e tramandare la memoria di tutte le vittime della mafia e ad assurgere a luogo di raccoglimento e di preghiera, oltre che di riflessione sul fenomeno dell'oppressione mafiosa. Il polmone verde interessa una vasta area adiacente alla stele commemorativa, nel tratto dove il 21 settembre del 90 l'utilitaria del giudice Livatino fu bloccata dai killer fino alla scarpata sottostante, dove Livatino si riparò dalle raffiche in un estremo quanto inutile tentativo di rimanere aggrappato alla vita. L'iniziativa è firmata alla sezione agrigentina del Coordinamento Nazionale per gli Alberi ed il Paesaggio. Desideriamo che questo luogo diventi luogo di preghiera, luogo di riflessione, ma che si possa tramandare alle nuove generazioni appunto la cultura di fare memoria. Tra i presenti alla cerimonia anche il professor Gaetano Augello, insegnante di Rosario Livatino al Liceo Classico Foscolo di Canicattì. Rosario è un ragazzo di straordinarie capacità culturali, un ragazzo veramente buono nel senso assoluto della parola, e poi una persona profonda nel suo scrivere, nel suo pensare. Esposta durante la cerimonia la camicia sporca di sangue che il giudice Livatino indossava la mattina in cui perse la vita sotto i colpi di pistola dei killer della Stigia. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Si è parlato di agroalimentare e dei rapporti fra Tunisia e Sicilia alla Camera di Commercio di Catania. Sentiamo Simona Mazzone. Nuove prospettive di crescita per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali tra Tunisia e Sicilia, al centro dell'incontro ospitato alla Camera di Commercio di Catania dal titolo Agroalimentare, opportunità di investimento e business. Proximité de la Sicile avec la vicinanza della Sicilia con la Tunisia ci permetterà di sviluppare relazioni economiche e continuare le relazioni sociali e culturali esistenti che risalgono a diversi millenni addietro. Uno scambio di collaborazione, in comune abbiamo tantissimo, dal mare al clima, abbiamo la voglia di poter collaborare e cooperare. L'evento organizzato anche alla luce della visita in Tunisia del Premier Meloni, a sottolineare l'intenso scambio e cooperazione tra i due paesi del Mediterraneo, soprattutto in un settore fondamentale come l'agroalimentare, che vede la Sicilia quale prima interlocutrice e partner. Dialetto e musica, siamo agli spettacoli per far riscoprire ai giovani il siciliano. I Bella Morea portano nei teatri in giro per il mondo le sonorità e le tradizioni dell'isola. Giusy Lazzara. C'è il dialetto, la sonorità, la bellezza dei suoni della Sicilia. Tanti gruppi musicali che nei concerti con le loro canzoni fanno riscoprire il siciliano ai giovani. Così i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, in arte i Bella Morea, portano in giro per il mondo la loro musica che intreccia tradizione e dialetto. In Como Veni si conta vuole essere un invito a vivere la vita con quel po' di leggerezza che basta, e c'è la straordinaria presenza anche dell'attore Tuccio Musumeci. Nei brani dei Bella Morea protagoniste sono anche le donne che denunciano e che lottano. In Gamma Zita si racconta la leggenda di una fanciulla promessa sposa ad un picciotto siciliano che, non volendo cedere alle insidie di un soldato francese, per difendere il suo onore preferì buttarsi nel pozzo. Per i Bella Morea l'attaccamento alle radici e soprattutto l'amore verso la Sicilia, tanto ricca di storia e di cultura, è sempre fonte di ispirazione. Ci fermiamo ancora e poi torniamo per parlare di questi giorni di scelte importanti per le squadre siciliane. A tra poco. Dirigenze al lavoro per le squadre siciliane, il periodo della scelta dei direttori sportivi che il Catania ha già fatto e degli allenatori. Marco Carli.
Lavori in corso per le siciliane, come ovvio che sia, visto il momento. Fra trattative e decisioni si tenta di pianificare la prossima stagione e di portarsi avanti sulla concorrenza. In Serie C il Catania, dopo aver messo un tassello importante come il direttore sportivo e averlo fatto anche in tempi celeri, proprio con Daniele Faggiano comincia a tratteggiare il futuro che sarà affidato al nuovo tecnico, sempre toscano in pole. Grella vuole un Catania protagonista e il lavoro sarà tantissimo in questa fase, soprattutto per la rosa, composta al momento da 28 giocatori. Bisognerà necessariamente sfoltire per inserire poi quei tasselli che possono alzare il livello. In casa Messina, Sciotto ha annunciato che la squadra sarà iscritta regolarmente al campionato. Si lavora anche in questo caso sull'asse DS allenatore. Colloqui con Domenico Roma e con Giacomo Modica. Il tecnico ha ricevuto delle offerte, soprattutto dal Picerno, ma avute garanzie dal Messina per le strutture dove allenarsi, in particolar modo, potrebbe poi accordarsi per 2 anni. In B, il Palermo vuole Paolo Zanetti. Zanetti vuole il Palermo, ma al momento la trattativa per l'ingaggio del nuovo allenatore rosanero è in una fase di stallo. Nelle ultime ore però si sono registrati dei sondaggi per il tecnico ex Empoli da parte di club della Serie A. Il Palermo pensa anche ad Alessio Dionisi come alternativa a Zanetti, che rimane comunque il preferito. Nel ruolo di DS, in sostituzione di Leandro Rinaudo, invece spunta il nome di Matteo Tognozzi, ex Juve e scopritore di talenti. Chiudiamo con il Trapani, che oggi va in campo per la prima partita della Pool Scudetto contro il Caldiero Terme. Dopo la vittoria del campionato e della Coppa Italia, i Granata inseguono il triplete. Tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.